Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Il Signore ti perdonerà se mi sei cattivo di me. Apri il tuo cuore e preparati all'avvento del regno. Purificati, Giovanni, perché hai peccato contro la legge. Che quest'acqua purifichi il tuo spirito. Vai in pace. Perdonami, ho peccato. Aiutami ad essere forte. Sii forte, sorella. Che devo essere battezzato da te. E tu vieni da me. Così deve essere. Dobbiamo compiere quello che è giusto. Buona domenica carissimi amici e buon onomastico a tutti quelli che portano il nome di Giovanni, Giovanna e poi tutti noi, pure Giancarlo, Gianmaria, Gianmarco. Ecco, oggi è una grande solennità, ecco, difatti la domenica, la liturgia della domenica viene trascurata perché festeggiamo colui che tra i nati di donna è il più grande, non c'è nessuno più grande di Giovanni il Battista, sono le parole di Gesù, però nello stesso tempo Gesù aggiunge che il più piccolo, anche il più fesso nel regno di Dio è più grande di Giovanni il Battista. In che cosa consiste questa grandezza di Giovanni il Battista? Nell'aver indicato presente nel mondo l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Che cosa sono questi peccati che noi facciamo? Sono tutti i pensieri, le parole, le azioni che trascurano Dio, che non riusciamo ad avere questa familiarità con Dio e quindi ci trattiamo male noi stessi, trattiamo male quelli che ci stanno intorno e non stiamo bene. Ecco, noi pecchiamo, però non ci dobbiamo scoraggiare, amici miei, perché se seguiamo Gesù, ecco questo Gesù di Nazaret, che pur non avendone bisogno, si mischia con noi, e si va a fare battezzare, lui che non conosce peccato, si mischia con noi peccatori. Ecco, questa è la nostra gioia, la nostra forza, carissimi amici, avere un Dio così vicino, pronto sempre a rialzarci, quando cadiamo, quando lo riconosciamo. Ecco, io non sono degno di ciò che fai per me,
tu che ami tanto, uno come me. Quindi auguri a tutti noi, specialmente a quelli che portiamo. Io per metà porto Giovanni Carlo, Juan Carlo. Allora, carissimi amici, qual è il peccato più grave di noi cristiani? Gravissimo, è la mancanza di unità tra di noi, ecco, perché ci lasciamo ingannare dal fatto che abbiamo personalità diverse, modalità diverse e perdiamo di vista l'essenziale. Ecco, sentiamo questo intervento di Papa Francesco all'incontro ecumenico tra cristiani, perché non ci siamo solamente noi cattolici, ci sono gli ortodossi, ci sono i protestanti e tante volte ci scontriamo perché siamo deboli, non riusciamo a stare insieme ai piedi di Gesù sotto la croce e a ricevere da Lui la forza di volerci bene. E con l'unità, quando è che c'è Dio? Quando ci sono liturgie impeccabili o teologie perfette o indicazioni pastorali? No, amici miei, Dio è presente quando ci sono 2 o 3 che si vogliono bene, si perdonano, si sostengono a vicenda. Ecco, sentiamo questo intervento di Papa Francesco all'incontro dei cristiani per l'ecumenismo, ecco, a Ginevra. Dopo tanti anni di impegno ecumenico, in questo 70° anniversario del Consiglio, chiediamo allo Spirito di rinvigorire il nostro passo. Troppo facilmente esso si arresta davanti alle divergenze che persistono. Troppo spesso si blocca in partenza logorato di pessimismo. Le distanze non siano scuse. È possibile già ora camminare secondo lo Spirito. Pregare, evangelizzare, servire insieme. Questo è possibile da oggi e questo è gradito a Dio. Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme. Ecco la nostra strada maestra di oggi. Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme. Questo lo dobbiamo fare sempre, lo dobbiamo fare in famiglia, lo dobbiamo fare in comunità, lo dobbiamo fare nei luoghi dove viviamo, dove lavoriamo, dove anche soffriamo, insieme. Ecco, questo è il tarlo brutto, ecco, questo individualismo che abbiamo tutti quanti, questo egoismo, io. Ecco, passare dall'io al noi, amici miei, non è facile. Non è facile, anche chi segue Gesù deve fare un percorso dietro a Lui, è un percorso fatto di tante cadute, di tanti sbagli. Ecco, quando è stata bella la canzone che è arrivata seconda al Festival di Sanremo del 2017, no? Quante volte ho sbagliato nella vita, chissà quante ancora sbaglierò. Ecco, questa è la grandezza di San Giovanni Battista che è presente ad ogni nostra celebrazione. Quando il prete alza questo pezzettino insignificante di pane e dice ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ecco la vera medicina, il farmaco dell'immortalità, il farmaco che ci dà la certezza che la vita non è solo questa, perché se la vita fosse solo questa ci sarebbe da deprimersi e tanti nostri fratelli pensando che la vita è solo questa vanno in depressione, in chiusura, in rifiuto della relazione. Le relazioni sono malate, ecco, dobbiamo avere la pazienza di lasciarci guarire da Gesù. Allora, il Papa ha iniziato mercoledì una catechesi, l'aveva annunciata, sui comandamenti, i famosi comandamenti, che non sono i comandamenti, sono le parole che Dio, le parole d'amore che Dio ci rivolge per aiutare noi suoi figli a camminare nel nostro ritorno a Lui, perché da Lui veniamo e a Lui ritorniamo. Sentiamo Papa Francesco. Nella Bibbia i comandamenti non vivono per se stessi,
ma sono parte di un rapporto, di una relazione. All'inizio del capitolo 20 del libro dell'Esodo leggiamo, e questo è importante, Dio pronunciò tutte queste parole, eppure hanno forma di leggi, sono oggettivamente dei comandamenti, perché dunque l'autore sacro usa proprio qui il termine 10 parole. Perché? E non dice 10 comandamenti? Che differenza c'è fra un comando e una parola? Il comando è una comunicazione che non richiede il dialogo. La parola invece è il mezzo essenziale della relazione come dialogo. L'amore si nutre di parole e così l'educazione o la collaborazione. Altro è ricevere un ordine, altro è percepire che qualcuno cerca di parlare con noi. Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità. Io posso dirvi, oggi l'ultimo giorno della primavera, calda primavera abbiamo avuto, no? Ma oggi è l'ultimo giorno, questa è una verità, non è un dialogo. Ma se io vi dico cosa pensate di questa primavera, incomincio un dialogo. I comandamenti sono un dialogo. Che bello, ecco, questo dialogo che ci dovrebbe essere tra Dio e gli uomini, ma anche tra di noi, tra i genitori e i figli, tra i docenti a scuola e gli alunni, e noi sui posti di lavoro, tra il direttore e l'impiegato. Ecco, il dialogo, come dici, come va? Ecco, come stai? Cosa ti dà gioia, cosa ti preoccupa, cosa ti fa sentire bene, adagio e cosa ti fa sentire in disagio. Ecco, è inutile dare comandamenti, come dovremmo essere, come dovremmo comportarci, ma dialogare continuamente alla ricerca di questa benedetta felicità che ci manca e come aiutarci a raggiungere la certezza su Dio. Ecco, perché poi in fondo, carissimi amici, quello che ci frega tutti quanti è avere questo maledetto dubbio, ma Dio mi vuole bene veramente, pensa a me. Ecco. Allora il Papa ha posto una domanda, dice: l'uomo è di fronte a questo bivio, ma Dio mi impone le cose, mi dà dei comandamenti, oppure si prende cura di me, si vuole prendere cura di me. Ecco, sentiamo cosa dice Papa Francesco. L'uomo è di fronte a questo bivio. Dio mi impone le cose o si prende cura di me? I suoi comandamenti sono solo una legge o contengono una parola per curarsi di me? Dio è padrone o padre? Cosa pensate voi? Dio è padrone o padre? Cosa pensate? Non si sente bene. Non si sente bene. Siamo sudditi o figli? Non si sente bene oggi. Questo combattimento dentro e fuori di noi si presenta continuamente. 1000 volte dobbiamo scegliere tra una mentalità da schiavi o una mentalità di figli. Il comandamento è dal padrone, la parola è dal Padre. Lo Spirito Santo è uno spirito dei figli, è lo spirito di Gesù. Uno spirito da schiavi non può che accogliere la legge in modo oppressivo e può produrre due risultati opposti:
o una vita fatta di doveri e di obblighi, oppure una reazione violenta di rifiuto. I comandamenti sono il cammino alla libertà, perché sono la parola del Padre che ci fa liberi in questo cammino. Cari fratelli e sorelle, il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli. Cari amici, la vera differenza che c'è tra noi uomini, la vera differenza non è che uno è ricco e uno è povero, uno è bello, uno è brutto, uno è sano, uno è malato, uno è buono, uno è cattivo, perché ci si può ritrovare con dei caratteri diversi che non vogliamo noi. Ciò che fa la differenza tra noi uomini è chi è familiare e dialoga con Dio, con il mistero, e dialoga con quelli che ci ha intorno. Io qua non c'ho intorno nessuno, non posso dialogo con voi, qua c'è la telecamera, no? Questa fa la differenza tra gli uomini, chi dialoga con Dio e chi è con chi ti sta intorno. Ma come? Con quale Dio? Un padrone o un padre? Un dittatore o uno che ti vuole bene? Questa è la differenza, questo che fa la differenza tra di noi uomini, perché uno può essere povero ed essere lieto, sereno, anche malato, non è quello che ci intristisce, è la mancanza di familiarità con Dio e con i fratelli, amici miei. Ecco la croce. Non c'è un'altra differenza. Guardate, c'è il salmo della messa del giorno di oggi. Guardate, San Giovanni Battista è una festa grande, una solennità. C'è pure la messa della vigilia. Ieri sera c'è stata la messa della vigilia, della solennità di San Giovanni Battista. Oggi la messa del giorno. E nella messa del giorno il salmo è stupendo, il salmo 138 che dovremmo leggere da soli, ecco, da soli. San Giovanni Battista era solo nel deserto, dialogava con Dio e capisce che era stato chiamato a questa missione, preparare la strada al Messia, all'agnello di Dio che avrebbe cancellato i peccati. Noi abbiamo il grande San Francesco di Paola, carissimi amici, che dobbiamo imitare, specialmente nella preghiera solitaria, perché è eremitica. Ecco, dobbiamo sapere stare da soli, ma che non siamo soli, siamo con Dio e anche con i fratelli quando siamo soli. Ma quando siamo soli che cosa come dobbiamo dialogare con questo mistero? Sentite qui questo salmo stupendo, il salmo 138. Signore, ecco il salmista si riferisce a Yahweh, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio di Mosè che aveva liberato il popolo dall'Egitto, il Dio che aveva dato la legge, la terra promessa, no? Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino, il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Noi possiamo nascondere alle mamme, ai papà, alle mogli, ai mariti, ai figli, ai fratelli, alle sorelle, agli amici, eccetera, eccetera. Ma non possiamo nasconderci da Dio. Non possiamo, ecco, non dobbiamo più che altro fare l'errore di Adamo ed Eva che peccano e poi si nascondono.
Adamo, dove sei? Giancarlo, dove sei? No, dobbiamo stare sempre, non davanti a una telecamera, davanti a dei fari, al momento di gloria, no, sempre, amici miei. Questo è quello che desidero ardentemente io, di non perdere questo rapporto con Dio quando sono solo, quando non ho la preoccupazione di dire qualcosa che possa piacere agli altri, deve piacere a Dio. E a Dio piace quando io sono sincero con Lui. Eppure quando sono sincero con i fratelli, ecco perché è bello essere cristiani, cattolici, andare a messa la domenica, poter dire confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che io pecco molto, molto, in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, non è colpa vostra, non è colpa di nessuno, non è colpa né del marito, né della moglie, né della mamma, del papà, del figlio. Quando pecchiamo, dubitiamo di Dio, pecchiamo per colpa nostra. Però non ci scoraggiamo, supplichiamo la Beata Vergine Maria. Ecco, e poi dialoghiamo con Dio. Sei tu che hai formato i miei reni. Io c'ho un amico che ce n'ha uno solo, rene, io ce n'ho tutte e due, sono sano, però ci sono tanti miei fratelli che sono malati e malati gravi, senza colpa, non che se l'hanno meritata con la loro cattiva alimentazione o cattiva tenore di vita, no, ci sono tanti bambini che soffrono, amici miei. Sei tu che mi hai formato e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie perché mi hai fatto come un prodigio, ma non perché sto bene di salute, perché sono intelligente, so camminare, so parlare, cioè, questo pure i burattini, non sono burattini. Ma dove l'appoggiamo? Una tuzza, mamma una tuzza, un sogno niente, io un sogno niente, tu che mi stai ascoltando un sogno niente. Però agli occhi di Dio siamo preziosi, ognuno di noi, non quelli che pensiamo che fanno opere di bene, non c'entra l'opera di bene è credere in Dio, fidarci di Dio e aiutare i nostri fratelli a fidarci di Dio, come ha fatto mamma Natuzza, che aveva sì 4 figli e li serviva insieme al marito, però confortava migliaia e migliaia di persone, spingendoli nel rapporto con Gesù e con Maria, quello che dobbiamo fare noi, mannaggia la miseria. Sei tu che hai formato le mie viscere, io ti rendo grazie, meravigliose sono le tue opere, ma l'opera meravigliosa di Dio è l'averci mandato suo figlio, carissimi amici. Questa è la verità, è Gesù Cristo la verità. Perché sennò altrimenti la verità è che andrà su un momento, ho detto un segno niente, un segno io che faccio girare un mondo, un segno io che faccio saruviendo cambiare il tempo, lo possiamo prevedere ma non cambiare, e a chiove a morire, amici miei, non ci può niente. La verità è bella, la verità, ma noi facciamo tutto per non ci pensare. Perché? Perché fa male a pensare con simonente. Fa male a pensare che siamo egoisti, peccatori, vagabondi, mormoratori, cattivi, invidiosi, gelosi. Fa male, però è la verità, è che siamo malati, la verità è che siamo malati. Crediamo che vediamo, ma siamo ciecati. Guardiamo poco, siamo sempre distratti, specialmente con tutti questi telefonini. Io ci tengo a Gesù, perché no, io voglio vivere con Lui, voglio stare sempre in unione con Lui, non quando dico le preghiere, proprio vengo qui davanti alla televisione, sempre nella gioia e nel dolore, sempre con Lui, anche quando facciamo le fesserie su questi mezzi di comunicazione che non sono cattivi, siamo cattivi noi che li usiamo, perché li possiamo usare bene. Ecco, la verità è che siamo malati, crediamo, capitiamo, ma siamo ciecati, guardiamo poco e senza intelligenza, e stupidamente ne fermiamo sempre all'apparenza, ma la verità di tutto è Dio, che a suo momento è talmente grande Dio, che assieme a tutti ne fa essere a suo mondo. Io, tu, noi potremo essere liberi solamente se ci rendiamo conto, se ne accorgiamo e ci fidiamo, ci crediamo veramente, ma è possibile a noi, no, se non viene Gesù. Ecco perché Gesù dice, senza di me non potete fare nulla. Senza di te, Gesù Cristo, amico mio, non è possibile a nessuno, manca a me. Su tutte chiacchiere che non servono a niente. Ecco la domenica,
Vieni, Signore mio, e fammi credere veramente. Ecco, perciò facciamo la comunione. Ma se facciamo la comunione come una pasticca, come un portafortuna, non succede niente, amici miei. E difatti il tempo passa e tante persone che vanno a messa, stanno in chiesa, peggioriamo, pure io magari posso peggiorare, speriamo di no. Ma senza te, Signore amico mio, non è possibile a nessuno, e manca a me, su tutte chiacchiere, vieni Signore e fammi credere veramente. Tu sei venuto e l'altro mondo qua a ne portare tutta quanta la verità. Non sei venuto per ne far stare buoni, per ne far stare tranquilli o a ne portare fortuna, la religione di baci e di bacetti. Tu sei venuto ad ammazzare a morte. La domenica è il giorno della risurrezione di Gesù Cristo, perciò sono nei campani. Chi la catena a morte, chi ne stringe a forte. Tu sei venuto per ne rapire le porte e l'altro mondo, a farcelo assaporare, a sentire il profumo, e l'altro mondo, a ne rapire le porte dell'altro mondo e a ne portare a vera libertà, la libertà dei figli di Dio. Allora, buona domenica carissimi amici, buona solennità di San Giovanni Battista, arrivederci alla prossima, ma sempre a Dio piacendo. Ciao ciao. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.